Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del notiziario di prealpina.it. Continua la scia di incidenti sulle strade della provincia. L'ultimo in ordine di tempo oggi alle 17 a Caronno, in via Bergamo, dove un'auto e un furgone si sono scontrati. Secondo una prima ricostruzione, l'auto stava svoltando quando c'è stato l'impatto col furgone che proveniva in senso opposto. 3 i feriti, una donna di 42 anni gravissima. È stato necessario trasportarla in aerisoccorso all'ospedale d'urgenza. La viabilità non ha subito particolari disagi. Mentre in mattinata a Saronno, intorno alle 11:30 nella centrale via Marconi, mentre stava attraversando la strada, una donna di 47 anni è stata investita da un veicolo. Fortunatamente non si trova in gravi condizioni. Ora il punto sulla diffusione della pandemia del Covid-19 in Lombardia. Dal bollettino quotidiano della Regione risulta che con 49.484 tamponi processati, i nuovi contagi oggi sono risultati 1.396, per un indice di positività che si attesta al 2,8%. I decessi sono in calo, sono 13. Ancora in calo anche i pazienti ricoverati negli ospedali lombardi. Meno 31 nei reparti di terapia intensiva, per un totale di oggi che si assesta a 417, e meno 90 negli altri reparti, 2.351 in tutto. Sono 3.014 infine i pazienti guariti. Per quanto riguarda le 12 province lombarde, Milano è sempre prima con 431 contagi, Brescia seconda con 161, Monza Brianza terza con 129 e Varese si ferma al quarto posto con 128 contagi. Spostiamoci a Gallarate. Oggi c'è stato l'interrogatorio dei 2 mandanti degli avvertimenti malavitosi ricevuti negli ultimi mesi da una tranquilla coppia di anziani, che addirittura si è ritrovata dentro casa 2 teste di agnello e una tanica di benzina, come avvertimento per il figlio. I genitori, sempre più spaventati, hanno vissuto mesi come fossero vittime inconsapevoli di un romanzo criminale. Ieri la coppia ha trovato le risposte che cercava. La polizia, coordinata dal pubblico ministero Rossella Incardona, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Stefano Colombo nei confronti di uno svizzero italiano che si trovava a Gran Canarie e un torinese catturato in Piemonte. Su di loro pende l'accusa di estorsione nei confronti del figlio dei pensionati, un promotore finanziario che a quanto pare avrebbe proposto un investimento sbagliato ai 2 mandanti, che sono appunto stati interrogati oggi. Lo svizzero si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre il piemontese ha affermato di aver reagito per soggezione nei confronti del primo. Chiudiamo con una notizia di servizio. Dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani, la Galleria Madonna di San Bernardino sulla statale 344 resterà chiusa al traffico. ANAS ha programmato la manutenzione periodica degli impianti a servizio della statale di Porto Ceresio, tra gli svincoli di San Pietro e la circonvallazione di Arcisate. Il traffico sarà deviato con indicazioni date sul posto. Per ora è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci all'edizione delle 13 di domani del notiziario di prealpina.it.